Con il cuore in gola ritiro la mia candidatura. Lo faccio perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Ieri, a 12:30, l'assessore regionale Roberto Marcato, dal suo ufficio padovano, ha annunciato che non parteciperà al congresso veneto della Lega come candidato segretario e forse non parteciperà nemmeno come delegato. Cosa farò sabato? Ha detto Marcato. Non lo so, se è bello potrei andare al mare. L'amarezza è palpabile, quindi a questa corsa Marcato lavorava da un paio d'anni. I suoi più stretti amici l'avevano mandato avanti nel nome della lighizzazione, ovvero con la speranza di governare la Lega veneta senza più o senza troppo dipendere da Via Bellerio, dalla Lega nazionale di Matteo Salvini. Mi dicevano, mi raccomando, non mollare, racconta Marcato, salvo poi essere stati loro a piantarlo in asso a favore dell'ex sottosegretario trevigiano Franco Manzato. Se ne assumeranno la responsabilità. Io auguro ai due candidati in bocca al lupo, dice Marcato. Insomma, è la Caporetto del Bulldog. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 21 giugno 2023, le temperature in regione sono altissime, ma non siamo qui a parlare di meteo. La prima notizia del giorno è il terremoto nella Lega Veneta. Marcato si fa da parte con, come al suo solito, parole e dichiarazioni pesantissime. Hanno ucciso un sogno, dice la notizia su tutti i quotidiani locali. Poco fa avete sentito le parole del pezzo di Alda Vanzan, l'attacco dell'articolo sul Gazzettino. Marcato avverte: niente ritorsioni, nessuno tocchi i miei sostenitori. Questa è una delle tante dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di ieri. E proprio ieri pomeriggio il commissario regionale Alberto Stefani, fedelissimo di Salvini, ha presentato la candidatura con 95 firme, attesa la formalizzazione della candidatura invece dell'unico sfidante a questo punto, Franco Manzato, ex sottosegretario, espressione della Lega trevigiana di matrice bossiana, con Giampaolo Gobbo, Dimitri Coin e l'eurodeputato Toni Darè. Vediamo rapidamente il carosello dei titoli. Partiamo dai quotidiani del gruppo Gedi. Terremoto, Liga, Marcato si sfila allo scontro nel Carroccio Veneto. L'assessore regionale rinuncia alla corsa per la segreteria regionale. È la decisione più sofferta della mia vita politica. Sono stato tradito, dice Marcato. Forse ho peccato di ingenuità. Il killer, ho l'imbarazzo della scelta, dice il Bulldog, senza puntare quindi il dito contro nessuno in particolare. Ma ieri nel corso della conferenza stampa Marcato si è davvero tolto molti sassolini dalle scarpe. Mi dicevano sei l'ultima speranza, poi qualcuno ha spaccato il fronte. Darè mi sosteneva, dice ancora Marcato, ma ha cambiato idea, poi nuove proposte, così alla fine ho detto basta. A questo punto, secondo i quotidiani del gruppo Gedi, Stefani è il favorito, l'attuale commissario regionale che appunto si candida al ruolo di segretario. Alle 8 di stamattina sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature. Manzato andrà alla conta. Vediamo anche il Corriere del Veneto. Marcato si ritira dal congresso, terremoto nella Liga Veneta, Manzato che va avanti, gli offre l'appoggio, l'assessore rifiuta, il ruolo di Zaia scuote la base, così il Corriere del Veneto in un articolo di Gloria Bertasi. L'annuncio di Marcato: faccio un passo indietro perché amo il partito e hanno distrutto un sogno, ho lottato perché la Lega tornasse com'era, piazze piene e territorio. E poi anche il monito di Marcato: resto un militante, ma se il futuro segretario farà partire le espulsioni mi impegnerò a far perdere consenso al partito, chi mi è vicino ha già pagato. Insomma, quella che potrebbe addirittura sembrare una minaccia o comunque sicuramente un avvertimento al futuro segretario
regionale della Lega. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, tornando naturalmente sulla notizia di ieri, ma che è la notizia sicuramente del momento, il caso di attualità, la battaglia per i diritti, in questo caso dei bambini figli di coppie omogenitoriali, famiglie arcobaleno, fronte delle mamme arcobaleno contro la procura di Padova. Scrivono i quotidiani del gruppo Gedi: prima vengono i bambini, il ricorso contro 33 atti di nascita, ne abbiamo parlato ieri nella puntata di Sveglia Veneto. La procura di Padova ha impugnato appunto 33 atti di iscrizione all'anagrafe del comune di Padova, trascrizioni di bambini figli appunto di due mamme, atti che risalgono fino al 2017, che riguardano ad esempio una bambina di quasi 6 anni e tanti altri suoi coetanei. Venerdì una manifestazione di protesta davanti al tribunale per dire no alle impugnazioni. I sindaci democratici chiedono un incontro a Meloni e Piantedosi e dicono basta con le disparità. Ci sono le dichiarazioni di Sergio Giordani, sindaco di Padova, contrapposte a quelle di Elena Donazzan, assessora regionale all'istruzione e alle pari opportunità della Giunta Zaia. E allora leggiamole. Io ho agito in coscienza, se si presenterà un'altra coppia mi confronterò con i miei legali. Quanto all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, non ha mai preso posizione su questo tema, dice Giordani. Elena Donazzan, Fratelli d'Italia: da che mondo è mondo la madre è una e da qualche parte sulla terra c'è un padre, volersi sostituire alla natura e a Dio è delirio di onnipotenza. Insomma, parole che naturalmente rispecchiano un'ideologia e una visione del mondo, ma che viene da chiedersi quante e quali risposte possano dare a questi bambini che rischiano di trovarsi senza un genitore. Vediamo ancora rapidamente le notizie di oggi sul caso, appunto su questa battaglia per i diritti. Tutta la classe sostiene i bimbi con due mamme, siamo con loro. I genitori degli amici dei figli di una coppia omogenitoriale annunciano la mobilitazione in vista dell'udienza a Padova. Qui non si coltivano pregiudizi, ma il valore della diversità come specchio del tempo, dicono i genitori dei compagni di classe. Ci sono poi naturalmente tutti gli interventi della politica. La CGIL parla di un intervento miope da parte della procura. Gli studenti universitari con l'Udu Studenti Per annunciano di essere pronti a tornare in piazza. Tutto questo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Vediamo il Gazzettino: figli con due mamme, divisa anche la procura, l'Arcigay si mobilita. Padova, spunta un caso in cui il PM non ha impugnato, al contrario ha contrastato una mancata registrazione. Le coppie finite nel mirino venerdì manifesteranno davanti al tribunale. Insomma, nemmeno dentro la procura di Padova ci sarebbe tutta questa sicurezza su come vanno trattate le iscrizioni dei bambini figli di due mamme alla anagrafe. Anche qua sul Gazzettino troviamo le parole di Giordani, il sindaco di Padova: ho agito secondo coscienza e per i cittadini. Arriva la solidarietà del PD. E invece anche qua le parole di Elena Donazzan, assessora della Giunta Zaia: la madre è una. C'è poi un'intervista con Mario Conte, sindaco di Treviso: i sindaci non possono illudere le famiglie, bisogna aprire il confronto con il Parlamento, dice Mario Conte. Una posizione che butta la palla in sostanza all'organo legislativo. Oggi la legge non ci consente di dare risposte, pensiamo ai giovani e al loro rapporto con la sessualità, dice Mario Conte. Sul Gazzettino c'è l'opinione di Luca Favarin, educatore ed ex prete di Padova: la legge deve tutelare i bambini, non umiliarli. Un parere naturalmente pro registrazione degli atti di nascita da parte di Luca Favarin. Come si capisce dalle sue parole, questo tema non c'entra con la difesa della famiglia tradizionale, dice l'ex prete. Corriere del Veneto: mamme arcobaleno in piazza, contro di noi un atto politico. Ancora le dichiarazioni di Donazzan e la notizia che il sindaco Sergio Giordani si rivolgerà agli avvocati.
La vicenda, l'impugnativa, la procura di Padova ha impugnato gli atti di nascita dei 33 bambini di coppie formate solo da mamme e iscritti all'anagrafe della città. Coinvolti 33 bimbi, la procuratrice Valeria Sanzari ha mandato la notifica giudiziaria a tutte le mamme dei piccoli registrate dal comune di Padova dal 30 agosto 2017. Ora naturalmente deciderà il tribunale, perché la palla passa, come scrive il Corriere del Veneto, al tribunale che nell'udienza del 14 novembre dovrà decidere se confermare il provvedimento della procura oppure no. Nel frattempo, venerdì alle 11 le mamme arcobaleno hanno organizzato un sit-in di protesta davanti al tribunale di Padova e annunciano il ricorso. E infatti, chiudendo questo riassunto della vicenda del Corriere del Veneto, prima di voltare pagina leggiamo un estratto dell'intervista di Michela Nicolucci Moro al legale, all'avvocato Maurizio Paniz, che assiste una coppia bellunese che ha un bambino di 6 anni concepito all'estero con la procreazione assistita ma nato a Feltre. Dice Paniz, pronto a ricorrere alla Corte dei diritti dell'uomo, l'Europa ci darà ragione. Il legale di 2 mamme bellunesi in Italia sempre sconfitti. Invece qui c'è un vuoto normativo, la Corte tutela i diritti dei minori, dice Paniz. E per oggi sulla vicenda la battaglia per i diritti dei bambini figlie di coppie omogenitoriali è tutto. Voltiamo pagina, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie che riguardano la politica regionale. Prima di tutto uno scontro in Consiglio regionale sul trasporto pubblico locale. Lo scenario è drammatico secondo il Partito Democratico, che chiede alla giunta Zaia di agire. Camani e Montanariello del PD in conferenza stampa dicono che il Veneto è tra le regioni che meno integrano i fondi trasferiti dal governo e quindi a pagare sono i cittadini. Nel frattempo una polemica anche sulle infrastrutture, in questo caso è Flavio Tosi di Forza Italia contro il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia. Il tema è quello della Pedemontana, fuoco amico o quasi sull'opera simbolo della giunta Zaia. Pedemontana veneta indebitata e con poco traffico, ma ora non si scarichino le colpe sulla A4, dice Tosi. La regione Veneto invece appoggi con convinzione la proposta della Brescia-Padova di realizzare la 4ª corsia sull'intera tratta. A4 e Pedemontana non si rubano clienti, sono tracciati totalmente alternativi. Lo ha detto Flavio Tosi ieri, deputato coordinatore regionale di Forza Italia, sui rincari del trasporto pubblico locale. Dice ancora Tosi, la regione Veneto è tra quelle che stanzia di meno, quindi confermando in qualche modo la posizione del Partito Democratico. Una dichiarazione peraltro informata, nel senso che Tosi è vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. Pensiamo davvero che il problema cui parla ancora della Pedemontana sia un ritardo sulla realizzazione del casello di Montecchio, quindi attacchi sia da Forza Italia che dal Partito Democratico alla giunta Zaia. Chiudiamo con una notizia sulla autonomia, la troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto. Il Partito Democratico del Veneto ora si riallinea alla segretaria nazionale Elly Schlein. Secondo Rachele Scarpa, con l'autonomia ci sono troppe disparità, ma nel PD c'è anche chi la pensa diversamente, come Andrea Ferrazzi, ex senatore, che parla invece di opportunità legate appunto all'autonomia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.